Ragazzi, è inutile che ve la presenti, abbiamo qui Emanuela Grimalda, attrice. Sì. Ciao a tutti. Attrice di fiction, di teatro e di cinema. Sì. Noi oggi faremo un percorso, decidi tu se farlo dall'inizio della tua carriera ad adesso o a ritroso, come vogliamo? Ma non lo so, da dove cominciamo, da dove vogliamo, da dove ci pare, anche da adesso, andare indietro. Allora, facciamo una cosa. Visto che tu sei un po' quella che inaugura il festival sotto il punto di vista attoriale, no? Una sorta di madrina, diciamo così, ed è anche un piacere per noi perché sei una quasi conterranea al festival, sei nata a Trieste, no? Com'è nata la tua passione per la recitazione e da Trieste dov'è che sei andata per fare i primi studi di questo tipo? Beh, dunque, me l'hanno chiesto, qualcuno di voi me l'ha chiesto prima, appunto, quando nasce una passione è difficile saperlo. Diciamo che da più o meno all'età qui dei ragazzi, nelle prime file, mi piaceva molto leggere, sentire storie, raccontare storie, però ero molto timida, una bambina molto timida, per cui mi piaceva leggere, però mi vergognavo sempre, però leggevo molto bene, quindi mi ricordo che la maestra mi faceva leggere a voce alta, insomma scrivevo, facevo i temi belli, insomma andavo bene così in queste materie, però sinceramente non pensavo mai nella vita avrei pensato di fare questo mestiere, perché io vengo da un piccolo paese vicino Trieste, che è un paese di profughi, nel senso che mio papà è un esule istriano, e quindi io sono nata a Trieste e poi siamo andati a vivere in questo piccolo villaggio di case costruite per le persone che, insomma, se avete studiato un po' di storia sapete che l'Istria dopo la seconda guerra mondiale è stata ceduta alla Jugoslavia, quindi tutta la comunità italiana si è spostata, 300.000 persone sono venute costrette, diciamo, in qualche modo a lasciare tutto e a venire, e sono partiti anche per l'estero, a venire in Italia, eccetera. Quindi io sono nata a Trieste e poi sono andata a vivere in un piccolissimo paese di case costruite per questi esuli istriani. E dico questo perché ero un po' ai confini del mondo, nel senso, non solo siamo all'estremo est dell'Italia, in confine con un paese che era la Jugoslavia degli anni 70, che c'era ancora il muro di Berlino, insomma il mondo era ancora diviso in blocchi molto rigidi, e quindi mio papà, adesso sono in pensione, faceva il bidello e mia mamma ha fatto vari mestieri, insomma diciamo che non era di casa, non so, era un mondo molto lontano. Poi devo dire, grazie così alla scuola, anche alla televisione di quegli anni, insomma io e mia sorella abbiamo studiato, io poi a un certo punto sono andata via, ecco, sono andata a fare l'università a Bologna con grandi sacrifici dei miei genitori e anche miei, perché sentivo vagamente che volevo fare qualcosa di artistico nella mia vita, non sapevo bene cosa, ero molto confusa, poi dipingevo, disegnavo, mi piaceva molto dipingere, quindi pensavo di fare la pittrice, sarei morta di fame, per cui credo che fare l'attore è difficile, ma fare il pittore e vivere di pittura anche di più, e quindi diciamo che, insomma, non so dire proprio il momento della passione, la voglia di comunicare sicuramente, poi a un certo punto di vincere la timidezza, perché anche questo, poi non solo il contesto molto lontano, perché già se vivi a Roma diciamo che no, respiri un po' l'aria, no? Sì, sei già molto dentro questo mondo, anche ora è diventato anche più vicino, adesso la televisione è qualcosa di più accessibile, perché ci sono i reality, perché
che uno può immaginare di fare parte di quel mondo, ma veramente 30 anni fa era molto, 20 anni fa era molto difficile e molto lontano soprattutto, e poi era lontano perché caratterialmente, non so, io ero veramente un riccio, chiusa, molto timida, timidissima, e quindi fare l'attore di teatro soprattutto significa così, mettersi davanti a tante persone come in questo momento e essere giudicati dagli altri, insomma è una cosa abbastanza complicata, quindi ci è voluto tanto lavoro. Poi senti, e ti ricordi il primo provino che hai sostenuto? Beh, guarda, allora il primo provino vero e proprio l'ho fatto a Bologna, perché poi io mi sono trasferita, come dicevo, a 19 anni, sono andata via di casa, sono andata a studiare al DAMS, che all'epoca, parliamo della metà degli anni 80, molti di voi non erano neanche nati, c'era solamente a Bologna, era una scuola leggendaria, era una scuola di artisti, di persone folli, questa era la leggenda che arrivava a Trieste, quindi io ho fatto carte false per andare, perché volevo assolutamente partire, non sapevo neanche dove, a fare cosa, però volevo andare via da Trieste, che era una città molto isolata, molto bella, con una storia molto importante, però veramente una città ai confini del mondo, quindi volevo partire, e sono andata a Bologna, che in quegli anni era una città straordinaria, devo tutta la mia formazione a quella città, a quella regione meravigliose, piena di fermento, di interessi, di vita, e quindi insomma mi sono formata lì, e il primo provino vero e proprio l'ho fatto perché, per questo vi dico, non abbiate, una cosa che mi sento di dirvi, non abbiate paura dei fallimenti, perché se ho fatto questo mestiere perché nell'89 ho fatto siccome io avevo cominciato a fare teatro quasi a livello amatoriale, però ero bravina, mi dicevano fai una scuola, e io dicevo no, le scuole non mi piacciono, va? E poi ho fatto invece un concorso di comici e sono con Gene Gnocchi, dico solo l'anno in cui vinse Gene Gnocchi, che era uno sconosciuto allora, e c'era la semifinale e andai molto bene, c'erano 8 concorrenti, arrivai in finale e poi in finalissima feci un fiasco clamoroso, proprio cominciarono a fischiarmi, una cosa che volevo morire, perché insomma guarda, è una delle cose più terribili che si possano immaginare. Avevo 24 anni e avevo scritto questo pezzo che aveva fatto molto ridere una platea, diciamo, di teatro, poi lì invece eravamo era tipo la corrida, cominciarono a fischiare con le trombe, con le cose, urla, vai via, vattene, ma una cosa. È lì che è stata veramente una bruciatura tremenda, però è stata quella cosa che io ho detto adesso o non lo faccio più o lo faccio sul serio, perché è troppo, cioè è stata una batosta talmente grande che... E lì ho deciso no, allora lo faccio sul serio, mi sono iscritta alla scuola di teatro di Bologna di Alessandra Galante Garrone, ho fatto 3 anni, mi sono diplomata, nel frattempo facevo l'università, lavoravo, perché ho sempre lavorato per mantenermi, facendo cameriera, babysitter, venditrice di Vangeli, di Bibbie, di mobili, ho venduto tutto quel che potevo e poi e quindi il primo provino è stato quello per l'ammissione alla scuola di teatro. Senti, e poi quando ti sei avvicinata alla città del cinema, no? La capitale del cinema italiana, che sensazioni hai vissuto? Anche là è stata un'altra bella botta, perché praticamente a Bologna io ho iniziato poi a fare teatro, l'università non l'ho finita, mi mancava un esame. Pensa un po', però niente, mi era presa questa passione del teatro, volevo assolutamente fare il teatro, stupidamente devo dire adesso, non mi sarebbe servito, però mi dispiace di non aver concluso quel ciclo di studi, perché è stata una cosa un po' sciocca, però vabbè. Sei sempre in tempo, no? Sì, no, l'Alma Mater Studiorum ha mandato la cosa che sono decaduta dalla mia possibilità di essere studente, cioè dovrei ricominciare tutto da capo, no, si vive anche senza laurea devo dire, però insomma comunque per un esame insomma è una cosa abbastanza stupida, però vabbè. E cosa stavo dicendo? Il tuo arrivo a Roma. Ah sì, no, per cui in realtà non pensavo di andare a Roma, mi piaceva molto il teatro, pensavo di vivere
Intanto avevo cominciato a fare anche cabaret a Zelig, che prima di essere una trasmissione televisiva è un piccolo circolo di Milano, che è dentro una casa del popolo, un circolo Arci, che si chiamava Zelig, a Viale Monza, e lì era un locale dove si faceva cabaret prima che arrivasse la televisione, e quindi avevo iniziato anche a facevo sia il teatro classico Pirandello Goldoni, sia le serate nei locali, così anche per guadagnare dei soldi. Che anche quella è una scuola durissima, devo dire, o nelle pizzerie, nelle birrerie, eccetera eccetera, con la gente che mangia, e non pensavo sinceramente di andare a Roma, perché stavo bene a Bologna, perché lavoravo, comunque vivevo, ho cominciato insomma a potermi poi mantenere anche con, appunto, mettendo assieme le serate eccetera. Poi per una serie di circostanze anche personali sono andata a Roma, perché avevo anche un amore che voleva andare a Roma, un mio compagno, fidanzato, faceva l'attore, aveva grande desiderio di andare a Roma, quindi in qualche modo mi ha un po' trascinata in questa cosa. Avevo 31 anni, ho detto o vado adesso o non vado mai più, perché già 31 anni era molto tardi, era abbastanza tardi, quindi l'impatto con Roma è stato duro, perché quando sono arrivata al primo incontro che ho avuto con la gente, io sono andata con questo servizio di foto che avevo fatto, io poi mai lavorato con le fotografie, perché a teatro si lavora, cioè si fanno i provini, non è che si lavora, si viene presi perché attraverso dei provini, quindi non avevo neanche un book fotografico, non sapevo, insomma mi hanno detto servono delle fotografie, sono andata da un bravissimo fotografo, però ho fatto un servizio di foto tremendo, in bianco e nero, molto drammatico, io così. E lui, mi ricordo, questo importantissimo agente sfogliava queste foto, mi ricorderò sempre, le buttava così, mi fa: oh, ma che sta a fare, Anna Magnani? No, ma che sta a fare? Ma no, ma tu devi diventare un personaggio. No, io mi ricordo sempre questo, mi dice tu devi diventare un personaggio, tu te devi mettere, tu te devi fare una foto, te devi mettere sopra una montagna di monnezza con fiore in testa, giuro, e io, cioè, prima di abbandonare questo pianeta per sempre, voglio fare una foto sopra una discarica di monnezza con un fiore in testa, perché poi ho detto no, la devo fare, prima di morire devo fare sta foto, e lui e la farò. E quindi no, è stato molto duro l'impatto, perché lui, che è un importantissimo agente, mi ha detto subito: sei troppo vecchia, a 31 anni a Roma non sei bella, che vuoi fa? Ragazzi, non è bella Emanuela? No, insomma, adesso no, potete essere sinceri. No, ma cioè, voleva dire sì, ho superato la barriera del suono, della bellezza. No, è stato spietato per questo, perché ha detto: ma tu cosa vuoi fare? Allora mi dava questo suggerimento molto onesto di dire: trovati una particolarità. Lui per personaggio intendeva: trova qualcosa che ti distingua da tutte quelle altre attrici che sono più giovani di te, più belle di te, perché poi a essere brava, lo dimostrerai dopo, nel cinema e nella televisione si lavora con la fotografia, per cui la prima cosa che arriva di te è un'immagine, quindi anche lì è stato un salto pazzesco capire che quello che ero io come persona non interessava niente a nessuno, ero solamente un'immagine, un viso, e questa cosa è stato uno shock pazzesco, perché no, tu arrivi, hai già 30 anni, io avevo fatto tantissime esperienze, un curriculum, non leggevano neanche il curriculum, guardavano, sfogliavano le fotografie, bella, brutta, bionda, magra, rossa, verde, coi capelli, 3 narici, 4 orecchie, tutto così. Esatto, 4 orecchie ti prendono. E quindi insomma è stato molto, proprio un salto di lavoro, proprio di dire oddio. E poi anche lì però le batoste servono, una cosa che proprio ho capito, e tra le tante che ancora devo capire per fortuna, è che le batoste sono un grande incentivo. Credo che le cose che più mi hanno dato una carica e anche aiutato a andare avanti sono stati più i no che i sì, perché un po' perché quella cosa che a Napoli si chiama la cazzimma, no?
quella tigna che ti viene, ah no, allora te lo faccio vedere io, porca miseria, cioè non è così come dici tu, sarà come dico io. Tutto il mondo va così, non mi interessa, per me sarà diverso, e questa cosa è una cosa che bisogna pensare un po' così, perché se no tutti ti dicono come deve andare, ed è vero anche che va così, perché è vero che è tardi a 30 anni cercare di fare cinema, perché poi la realtà è veramente così. Infatti io, questa persona è stata molto dura, ma anche poi io facevo un po' così, ero ironica, anche perché sennò mi sarei buttata dalla finestra, quindi meno male che esiste l'ironia. Allora lui mi ha detto: però tu sei molto simpatica e quindi io ti prendo in agenzia perché sei spiritosa, hai una personalità, quindi voglio lavorare con te. Però mi dava dei suggerimenti in maniera molto dura, molto anche feroce, però anche molto vera, molto onesta. È giusto anche che uno ti dica le cose direttamente, perché ci stai male al momento, ma poi puoi trasformare questa cosa. Quelle cose ambigue sono sempre le peggiori, perché da una cosa ambigua non capisci mai, invece da una cosa netta puoi dire: ah, va bene, allora da questa cosa posso ripartire, ci è voluto tanto tempo, ci vuole tanto tempo, molta determinazione anche, però ecco, insomma, primo impatto anche con Roma è stato così, insomma. Senti, chi ha visto, diciamo, tutto il tuo percorso artistico, sia nel campo teatrale che della fiction che del cinema, vede questa tua, chiamiamola, bipolarità, di saper spaziare dal ruolo drammatico al comico. Come riesci ad immedesimarti in un ruolo? Cioè, cerchiamo di spiegare un po' ai ragazzi come fa. Solitamente noi pensiamo chi è drammatico e viene chiamato soltanto per quello, e chi è comico ed è chiamato solo per quello. Invece tu riesci, con grande maestria, e te l'ho detto ieri, a saper spaziare da questi ruoli, non incanalandoti in uno solo. Sull'essere attore hanno scritto tante persone delle cose meravigliose, ci sono tante scuole di pensiero, tanti studi. Io ho anche, è un mestiere che ho studiato tanto, perché ho fatto tanti approcci. Veramente il mestiere dell'attore è un mestiere molto antico, che nasce ovviamente a teatro, nasceva forse nelle caverne, quindi ci sono tante scuole di pensiero, tanti modi di... La cosa sicuramente importante è che cosa tu riesci poi alla fine a comunicare agli altri, perché uno può anche studiare tanto ma poi alla fine non arriva. Non lo so, guarda, è un mistero che cos'è. C'è anche tanta tecnica ovviamente, però c'è qualcosa che tu devi sentire, non lo so che cos'è, non te lo so dire. Io poi tra l'altro non pensavo assolutamente di fare ridere, io sono partita facendo personaggi molto drammatici, ho fatto la madre nei 6 personaggi, quindi insomma robe... Non pensavo assolutamente la comicità è venuta dopo, per cui per me non è stato così, diciamo, difficile. È molto più difficile far ridere che far piangere. Senti, e tra i personaggi che tu hai interpretato nei diversi lavori che hai fatto, a quale sei più affezionata? No, ma nessuno in particolare, a tutti. Adesso Ave Battistone mi diverte moltissimo, mi piace molto, mi fa ridere. So che è anche una delusione per molte persone quando mi incontrano, perché sperano di incontrare Ave con la messa in piega, che parla veneto, no? Insomma, rimangono quasi un po' deluse. No, stamattina sono andata a farmi i capelli qua a Vittorio Veneto, c'era il parrucchiere, abbiamo parlato 20 minuti e poi a un certo punto mi dice: ma lei cosa fa? Dico: ma io faccio l'attrice, così. Ah sì, ah che bello, cosa fa? Dico: ma lei la guarda la televisione? Ah sì, la guardo. Dico: ah sì, dico, ma io faccio il medico in famiglia. Ah, dico: sì, ma io lo guardo il medico in famiglia. Ah, dico, io faccio quel personaggio della nonna veneta. Ah sì, no, ma veramente, no, ma non l'avevo... Ma sì, ma no, ma allora, ma bravissima, ma no, ma veramente, ma guarda che roba, ma sì, giuro, sono io, Maria Vergine, ah sì. Allora tutti,
No, per dire che allora mi fa piacere perché da un certo punto di vista dico, vedi, comunque è credibile che quella persona sia così e io sono un'altra, sono diversa, quindi io cioè il mestiere dell'attore lo vedo così, lo vedo come una che si trasforma. Adesso vorrei fare una cosa completamente diversa, mi annoia pensare che sono sempre io con la mia faccia, che evidentemente non mi piace così tanto visto che la voglio sempre cambiare, a fare sempre le stesse cose, lo trovo noioso per me prima che per il pubblico, per cui per me è molto divertente. Poi non so, ho lavorato con Antonio Albanese per esempio nella comicità, ho fatto i suoi film, una trasmissione su Rai 3 dove facevamo tutti dei personaggi assurdi. Mi piace molto travestirmi, mettermi delle parrucche, non lo so, è proprio è un gioco, il bello è questo. Se io volessi fare me stessa, non so, chi se ne frega. Senti, poi io sono molto me stessa quando recito, no, scusa, però è come mettere se stessi dentro un'altra forma, la propria acqua dentro un altro vaso, non so come dire, cioè è essere profondamente se stessi, perché sai, si dice una cosa molto, molto bella della maschera, no? Il personaggio diventa un po' una maschera, ci sono le maschere che nascondono e le maschere che rivelano, ci sono le maschere che ti permettono di essere quello che magari così non riusciresti, e quindi quando reciti sei più vera ancora di quanto potresti essere nella vita. Quindi per me la finzione è un modo per arrivare alla verità, non per nasconderla, viceversa, per mostrarla. Senti, a proposito di Ave Battiston, ti ricordi quando ti hanno chiamato e ti hanno proposto questo ruolo? Tu come quella giornata, ci vuoi raccontare un attimo quella giornata? Ma guarda, mi ha chiamato il mio agente, che poi non era quello di quella volta ma un altro, e mi ha detto: il medico in famiglia stanno facendo il casting per un nuovo personaggio molto importante, cercano questa cosa. Ovviamente la prima cosa che ho pensato, qui lo dico, qui lo nego, è una nonna. Ho detto, che balle, scusate, ho detto no, la nonna, dico vabbè, insomma non è il massimo della vita. Ho detto vabbè, devi fare la mamma di Pietro Sermonti. Beh, ho detto, ha 7 anni meno di me, devo fare la mamma di Pietro Sermonti. Quindi il primo pensiero veramente è stato questo. Poi dopo mi è arrivato il copione, ho letto la scena, ho detto beh, bella sta scena, perché era la scena di quando andavo a farvi la visita da lui, perché avevo capito che lo andavo a cercare, quindi senza dirgli che ero sua mamma, ovviamente prima andavo da lui a farmi visitare, che era medico, così, e su quella scena là ho fatto il provino, tra l'altro senza Pietro, senza il regista, io con una signora che mi dava le battute, quindi devo dire è stato molto, sono state bravissime le ragazze delle casting, infatti le ho ringraziate perché loro mi hanno molto aiutato, perché è difficile fare un provino senza neanche davanti l'attore che farà il ruolo, senza il regista che ti dice come lo devi fare, quindi dico ma come lo faccio così, perché era una scena molto, molto al limite, perché era molto strana, non era drammatica, non era comica, era una via di mezzo. E loro hanno detto no vabbè, proviamo a farla così, abbiamo fatto varie versioni, e però la scena era molto bella, era scritta molto bene, quindi la scena era bella, quindi ho fatto il provino e poi ho detto un po' di cadenza veneta. Io avevo fatto Goldoni a teatro, poi io avevo ascoltato un attore veneto che è morto tanto tempo fa ma che era bravissimo, un attore che si chiama Cesco Baseggio, che ha fatto tutto il repertorio di Goldoni in Veneto, un attore straordinario, l'avevo visto in cassetta e quindi non lo so, mi era entrata questa sonorità del Veneto e quindi avevo fatto così. Poi mi ha telefonato il mio agente entusiasta, mi ha detto guarda che si è piaciuta tantissimo, anche perché Pietro Sermonti aveva messo per contratto che anche lui doveva provare il ruolo della madre, cioè non solo il regista doveva sceglierlo ma anche lui voleva avere voce in capitolo, insomma, per decidere se questa madre per lui era plausibile, e quindi ho passato anche l'esame di Pietro Sermonti che mi ha fatto anche lui l'esame.
No, con il quale mi sono molto divertita, devo dire Pietro è una persona divertentissima, ci siamo divertiti pazzamente. E poi tu sei stata talmente brava che nonostante la morte di Pietro Sermonti nella fiction, il tuo ruolo è diventato uno dei ruoli principali all'interno e vive ormai di vita propria, no? Sì, doveva essere un personaggio appunto che tornava con il grande ritorno di Pietro, di Giulio Scarpati nella sesta edizione, quindi tornava anche questa mamma che cercava il figlio, e poi siccome Pietro aveva deciso insomma che la sua strada lo portava altrove, anche probabilmente il personaggio della madre sarebbe probabilmente sparito perché comunque si esauriva la sua storia, e invece poi è andato bene, è piaciuto, e quindi hanno deciso di far vivere Ave ancora e ancora e ancora, e quindi la sei viva, diciamo, ecco, diciamo questo. Senti un po', i ragazzi solitamente, prego, fate. Solitamente, per chi non lavora nel mondo della cinematografia o comunque dello spettacolo in genere, si è abituati a vedere quello che la telecamera ci offre, quindi l'immagine patinata, il glamour, il red carpet oppure il prodotto finito. A me piacerebbe che tu raccontassi, se ti va, la giornata tipo su un set. Da quando ti svegli, che so che ti svegli tipo a mezzogiorno, no? No, vabbè, allora questo lavoro cambia molto. Io per anni ho fatto teatro, quindi facevo la vita notturna, nel senso che si lavorava la sera, poi in tournée, quindi ho girato tutta l'Italia, sempre in giro, che è un lavoro molto faticoso, e poi si fa tardi, si finisce lo spettacolo, si va a cena, poi la mattina si riparte, si va in un'altra piazza, un altro albergo, un'altra cosa. Quando invece ho iniziato a fare cinema e televisione i ritmi sono cambiati. La televisione, per esempio, soprattutto la serie lunga come Medico in Famiglia, è una vita durissima, perché considerato sempre che la miniera è peggio, però diciamo che si parte, intanto dura 7-8 mesi il periodo di lavorazione della serie, poi io per esempio si gira a Roma tra Cinecittà, dove è ambientata, dove c'è la casa, gli esterni della casa, e dove ci sono gli studi per gli interni della casa, e poi gli esterni in giro per Roma. Da casa mia a Cinecittà io ho un'ora, che io sto nel centro di Roma, per andare a Cinecittà un'ora di viaggio la mattina, quindi praticamente la sveglia alle 5:30, poi arriva la macchina, mi porta a Cinecittà, arrivo alle 6:30 e comincia la parte e più, c'è la preparazione, il trucco e parrucco, i capelli, i ferri caldi, tutto il costume eccetera, quindi noi siamo pronti tra le 7 e le 8. Alle 8, questa è la sveglia, 5:30 per le 8, se noi anche prima dobbiamo essere pronti alle 7, e si va avanti fino alle 7 di sera, dopodiché si fa un'altra ora per tornare a casa, se va bene, insomma torni a casa alle 8, 8:30, questa è la giornata. Eventualmente riprendi il copione in mano per ripetere. Sì, poi siccome poi i copioni non è che ce li abbiamo pronti dall'inizio della serie, arrivano man mano, quindi tu devi di volta in volta a studiare quando puoi, quando hai tempo, poi devo dire che tante cose alcune cose le improvvisiamo anche lì, tante cose sono venute, non è che anche tutti gli intercalari, Maria Vergine, quelle robe là non è che le ha scritte. Infatti appunto ieri sera a cena mi parlavi che con Lino Banfi, il protagonista appunto, spesso c'è uno scambio di idee, no? di proposte, sì. Anche Oddio, di guarda, suggerimenti. questo proprio il Maria Vergine me l'ha suggerito invece Francesca Cavallin, perché lei è veneta, di Bassano del Grappa, e io le avevo detto un giorno mi servirebbe un intercalare, perché sai quelle cose che da noi si dice oh santo Dio a Trieste, no? E allora lei mi ha detto beh, noi diciamo Maria Vergine, e quindi da lì è partita, per dirti una cosa. Poi lei ogni tanto, essendo veneta, 2 o 3 robe anche sui modi di dire così me li ha suggeriti. Poi con Lino invece ci inventiamo delle cose, perché essendo lui pugliese ovviamente, e mettere assieme un dialetto del nord e uno del sud, il contrasto ovviamente è divertente, fa ridere. Poi Lino si presta molto a giocare, insomma è uno che è un grande attore,
l'attore è anche un grande mestiere, quindi una grandissima esperienza, e soprattutto ascolta, che è la cosa più difficile per gli attori, perché in genere un attore quando recita te vedi che non vedi l'ora di dire la sua battuta, l'altro parla e se là invece si diventa bravi attori quando si ascolta l'altro. Guarda, c'è una differenza, è impercettibile, cioè uno non lo sa, il pubblico non è che lo riconosce, però è la cosa che in assoluto fa la differenza tra un bravo attore e uno che ancora ha tanta polenta da mangiare. Senti, è proprio sui set o di cinema o di fiction, chi è il tuo compagno o compagna di avventura dalla quale hai imparato qualcosa che porti ancora con te? Ma in generale? Beh, guarda, da tutti, da Antonio Albanese, che siamo, tra l'altro abbiamo fatto tante cose insieme, siamo coetanei, lui vive a Bologna, io vivevo a Bologna, per cui abbiamo fatto tanto cabaret insieme. È uno degli attori forse che io amo di più, perché è camaleontico, ha uno stile che mi piace molto, surreale, mi piace molto. Poi io ho lavorato con Salemme, per esempio, dalla scuola napoletana ho imparato quella grande capacità di improvvisare, sono degli improvvisatori meravigliosi, che nessuno. I napoletani sono imbattibili nell'improvvisazione, perché possono da una piccola cosa crearti così magicamente là per là una invenzione di linguaggio, sono straordinari. Poi non lo so, sono andata in Africa con Giobbe Covata, quindi ho condiviso con lui un'esperienza di 2 mesi in una zona interna del Kenya, in un film bellissimo che non ha avuto fortuna al cinema ma in videocassetta, che si chiama Muzungu, che è una commedia molto divertente. Insomma, da tutti, da Lino sul set, ma veramente insomma da tutti si impara qualcosa, bisogna lavorare per questo è importante lavorare con attori bravi e più bravi di te. E credo che questa tua risposta abbia sottolineato una cosa importante, l'umiltà dalla parte di chi sta da quest'altra parte, di saper accettare suggerimenti e carpire. Questo secondo me è un messaggio che i ragazzi devono saper cogliere, cioè essere umili. Io la chiamerei, allora, l'umiltà, che è una cosa molto bella, ha a che vedere però anche con l'intelligenza e con la furbizia, perché essere umile non è una posizione passiva, non è una posizione come dire che sta sotto, tutt'altro. L'umiltà è una qualità molto che ha più a che vedere con la scaltrezza, perché permettere a se stessi di imparare da un altro è una cosa che ti renderà migliore, è come dire avere un'idea di lungimiranza. Che cosa mi serve essere presuntuoso oggi, farti vedere che io sono più bravo quando domani io sarò scavalcato da un altro che sarà più bravo di me? La gara non è su questo, come io ho pensato, adesso si vive in un periodo di grande consumismo, no? Tutto è destinato a essere buttato, tutto dura poco, dal cellulare alle storie d'amore, tutto è nato per essere buttato. E la televisione funziona così, il cinema funziona così, finché funzioni viene usato e poi viene buttato via, e quindi si ha accesso più facile. Adesso è più facile avere successo, ma successo, che cos'è il successo? Cioè, che cos'è? Avere popolarità, costruire una propria carriera? Io sicuramente ho pensato che è un mestiere che io voglio fare tutta la vita. Io voglio arrivare alla fine della mia vita facendo questo mestiere, non voglio essere un fenomeno paranormale che dura 5 minuti, non me ne frega niente, non mi interessa. Questo è il mestiere che io ho deciso di fare ed è la cosa più bella cioè è una cosa che mi dà un'emozione fortissima sempre, perché è qualcosa che io ho voluto a un certo punto, mi costa tuttora una grande fatica fare, una grande lotta, perché è un ambiente, ma non è l'ambiente nostro, è il mondo che è difficile, quindi bisogna lottare tanto, però è una grande passione, è una grande conquista aver fatto già
quello che volevo, vivere del mio lavoro, guadagnare i soldi con i quali vivo facendo un mestiere che io amo, quindi questa è già una grandissima conquista, e poi farlo nel tempo. Chi se ne importa? A me non importa di avere quei 5 minuti di gloria che tutti possono avere molto facilmente e che non servono a niente, dal quale non impari nulla, che è difficile poi farne un bagaglio importante, perché si dissipa tutto e quindi in questo senso non è che voglio fare, come dire, non sono così vecchia da dare lezioni, come diceva un'attrice importante che non c'è più, che è Mariangela Melato. Penso che proprio adesso che si consuma tutto così velocemente bisogna avere la forza di frenare, non di correre come i vitelli al sale, sai? C'è un pezzo bellissimo della Madre Coraggio di Brecht che dice: tutti corrono come vitelli al sale, non sanno neanche dove vanno, però corrono perché tutti corrono da quella parte. Allora bisogna avere il coraggio di frenare, anche di dire: ma io da che parte voglio andare? Non necessariamente voglio andare dove tu vuoi che io vada, decido anch'io dove voglio andare. Questo è molto importante, ma non è importante in questo mestiere, è importante in generale nella vita. Sapere che si deve poter decidere, non si aspetta solo che l'altro ti dia il permesso di farlo, perché gli altri non ti danno il permesso di fare niente. Senti, prima... Prima di passare la palla a loro con le domande e le curiosità che hanno su di te, io vorrei un attimino invece parlare del tuo aspetto, diciamo così, legato al drammatico e anche al sociale. Tu sei stata in tournée e sei anche in tournée teatrale con un'opera che appunto ti vede protagonista. Ce ne vuoi parlare un po'? Quello con... Sì. Allora io naturalmente prima di essere un'attrice sono una persona, una donna e una cittadina del mio paese e del mondo, quindi le due cose non sono separate, non sono un'attrice e una persona, sono tutte e due le cose, e il mio lavoro mi serve anche per raccontare il mondo, per divertire quando c'è da divertire, per commuovere, per sensibilizzare, per comunicare, perché la comunicazione contiene tutto. E in questo senso io ho sempre fatto cose che per me non sono diverse, impegnate tra virgolette, leggere tra virgolette, divertenti tra virgolette, e tutto il mondo contiene tutte queste cose, non sono separate nella vita, non è che tutto il giorno si ride, tutto il giorno si piange, tutto il giorno uno vuole essere impegnato, una volta gioca anche a calcetto, una volta se fuma una sigaretta non pensa a niente, quindi è così, è anche quella che è la mia vita. Quindi io ho sempre partecipato a progetti che per me sono importanti. Serena Dandini, che penso tutti voi conoscerete, che è una donna importante della televisione italiana, che ha un'autrice, che ha imposto anche un ruolo diverso dell'essere donne, perché una cosa che mi verrebbe da sottolineare è anche il modo spesso molto spietato verso le donne nello specifico che c'è in questo paese, più di altri paesi, perché è molto feroce, perché è ingiusto, è spesso legato solamente all'essere decorativo, alle donne portatrici di seno e di sedere, e quindi credo che le donne dovrebbero anzi arrabbiarsi anche un po' di più, perché così, tanto per dire che siamo anche qualcosa di più di questo. Quindi voi che siete giovani donne vi prego anche di farlo. Quindi insomma portare anche, ma lo dico soprattutto per le donne perché mi sembrano quelle più martoriate, insomma. No, insomma, portare, ma non solo i modelli, bello, brutto, magro, grasso, proprio, come dire, ma non solo le donne, tutti siamo persone prima che
quello che appariamo, insomma, quindi questa cosa è molto difficile, perché invece si punta molto su quello che si vede, quello che non si vede, che è la cosa più importante e sostanziale, viene lasciata un po' indietro. Detto questo, Serena Dandini ha scritto, perché come saprete c'è un fenomeno terribile che riguarda questo paese: ogni 3 giorni viene uccisa una donna da un uomo, che spesso è un compagno, un ex compagno, un fidanzato, un ex fidanzato. Questa è la punta estrema di un iceberg anche di violenze, di brutto e mancato rispetto delle persone, degli uomini verso se stessi e verso le proprie compagne, perché è una mancanza di rispetto soprattutto verso se stessi essere violenti, secondo me. E quindi questo fenomeno, che è un fenomeno del quale si parla anche troppo poco, Serena Dandini ha scritto dei monologhi che si chiama un po' sulla scia di Spoon River, credo che forse gli studenti più grandi conoscono, è una famosa antologia della letteratura americana dove ci sono dei morti che parlano, e sono dei monologhi molto belli, molto poetici. E lei ha immaginato che queste donne sono tutte tratte da casi veri, però sono ovviamente riscritti, teatralizzati, però le storie sono esattamente le storie così come sono successe, e sono questi monologhi, e sono molto belli perché sono monologhi molto vivi, cioè sono delle donne vive, anche quindi ironici, sono molto forti, molto belli, e abbiamo fatto tanti eventi: Palermo, Bologna, Milano, Genova, Roma, e adesso si sta parlando di una tournée teatrale dove tante attrici, ma non solo, personalità, donne della cultura, c'era Emma Bonino, c'era la Camuso, c'era vicequestore di polizia, insomma tante donne della società civile insieme ad attrici, cantanti, da Elisa, Irene Grandi, adesso veramente mi spiace citarne qualcuna per tener fuori tutte le altre, ognuna, quindi 23 di queste sul palco, ognuna a leggere uno di questi monologhi, che è un modo anche per raccogliere fondi per tutte le associazioni che si muovono per contrastare la violenza, che sono ovviamente delle ONLUS o comunque delle associazioni che hanno bisogno di fondi, e anche per sensibilizzare le persone, per cambiare noi, insomma, la società, e quindi per porre l'attenzione a dei fenomeni, oltre che per fare lo spettacolo in sé, che ha una sua dignità artistica in quanto tale. E quindi se vi capita in zona, e vi capiterà, andatelo a vedere. Allora ragazzi, ci sono domande per Emanuela? Ti deve arrivare il microfono. Sì. Allora, intanto le faccio i complimenti perché è veramente bravissima. Grazie. Volevo domandarle, lei ha detto che questo mestiere di attrice vuole continuarlo a fare fin quando, cioè per tutto il resto della sua vita. La mia curiosità è, quando lei recita, non solo la prima volta, in generale, qual è l'emozione che le suscita da dentro? Cioè cosa prova in quegli istanti? Beh, guarda, intanto dividerei se sono a teatro o se sono in televisione e il cinema. Devo dire che il teatro mi fa sempre paura. Quando sono a teatro la prima emozione è sempre la paura, proprio il batticuore di quel momento, quando si spengono le luci sul pubblico e si accende la luce su di te, e quella è un'emozione prima ancora del comunicare, che è proprio una cosa che riguarda noi esseri umani, cioè questa cosa che dici, oddio, camminare su un filo tutte le sere, no? Perché potresti sbagliare, perché potrebbe succedere qualunque cosa. Questa è una delle ragioni però anche della bellezza del teatro, e della ragione per la quale il teatro non morirà mai.
morirà nella forma forse in cui noi lo conosciamo, non ci saranno i teatri, ma morirà il cinema, morirà l'internet, moriranno forme di comunicazione che si evolveranno in altre, ma io sono sicura che il teatro, finché esisterà l'essere umano, esisterà, perché proprio è il bisogno di raccontare una storia e di sentire qualcuno davanti a te che te la racconta, e questo credo lo facevamo veramente 40.000 anni fa e lo facciamo tuttora in forme diverse. Questa è la moderna caverna, e manca solo il fuoco acceso, quindi quell'emozione là. Poi invece in televisione o il cinema è diverso, perché l'emozione ti viene anche dopo, quando ti rivedi, perché a teatro non ti rivedi, a teatro quella cosa la fai così, non so, devi dire una battuta che fa ridere, la dici male, il pubblico non ride, pazienza, cerchi di recuperare subito dopo, oppure... Però ecco, anche a teatro si crea quel momento a volte in cui tu fai una cosa e senti che c'è un silenzio, c'è proprio anche il silenzio, sai, c'è, non so, in Svezia, in Danimarca o nei paesi del nord, insomma, c'è una lingua dove ci sono 50 modi per dire neve, no? Per dire quante qualità di neve diversa. Allora anche il silenzio avrebbe 80 modi di essere silenzio in modo diverso, e a teatro c'è un silenzio annoiato, c'è il silenzio quando cominciano a tossire, anche vuol dire che c'è il silenzio anche voi qui, no? C'è il momento in cui siete più distratti, il momento in cui senti invece che c'è più quindi ascoltare anche quel silenzio che tu senti quando reciti, no? Perché a teatro vedi e senti tutto, e allora c'è quel momento che senti che c'è un silenzio e dici, ecco, sto dicendo una cosa che sta interessando tutti, perché si crea proprio un'atmosfera di attenzione, e senti che tutti quella cosa è una cosa splendida, è molto emozionante. Si è commossa, È la vecchiaia questa. È la vecchiaia. Non so se ti ho risposto, sai, perché vado avanti dopo Altre domande? Visto che lei da alti livelli ha grande responsabilità, a volte non ha mai paura tipo di sbagliare oppure Ma in televisione dici, cioè sulle cose dove ti vedono più persone? Sì, non ha paura di perdere tempo. No, guarda, sai che cosa a volte penso? Che io ho sempre pensato che l'artista è una persona libera di essere quello che è, perché l'artista dovrebbe indicare nuove strade, quindi non deve avere paura del giudizio degli altri, perché ha il compito proprio di indicare veramente dei nuovi percorsi, e quindi è anche un compito ingrato, e spesso gli artisti infatti non sono compresi proprio perché hanno un compito che è oltre. L'attore è doppiamente sfigato, diciamo, perché oltre a essere un artista ha invece bisogno del consenso, perché un attore che non ha il pubblico non è un attore. Un pittore può essere pittore anche in camera sua e sarà Van Gogh. Un attore, se sta in camera sua, sarà solo uno sfigato che non c'ha pubblico. Quindi l'attore, come dire, come artista vorrebbe quindi indicare delle strade nuove e quindi prendersi anche il rischio di non essere compreso, e al tempo stesso avere il consenso dell'applauso, che è il consenso immediato. Quindi in questa cosa è una via un po' ambigua che ha questo nostro mestiere. Ho paura di sbagliare? Beh, nel caso della televisione, per esempio, essendo che la televisione entra nelle case di tutti, credo che le persone che lavorano in televisione dovrebbero sentirsi una responsabilità maggiore, perché devi sapere che tante persone ti guardano, e la televisione ha una forza manipolatoria molto, molto grande. Cioè i mezzi di comunicazione manipolano le nostre teste, quindi bisognerebbe avere una coscienza critica che non è facile avere, e quindi penso che chi lavora in televisione dovrebbe sapere
cosa fa e che cosa il proprio gesto comporta, perché non, insomma, quindi in questo senso mi faccio dei problemi, però non sono snob rispetto alla televisione. Io amo molto la televisione, penso che è bello pensare che è un mezzo che sta nelle case delle persone, e mi sembra democratico, anche perché è tendenzialmente gratuito tra virgolette, però sì, ti fa fare delle riflessioni di questo tipo, insomma, quanto anche tu partecipi di questa manipolazione, insomma. Una domanda. Ti sei dimenticata la domanda? Adesso ti torna in mente subito. Che tipo di consigli potrebbe dare per chi vuole entrare nel mondo dello spettacolo? È un tuo desiderio anche? Piacerebbe anche a te? No, così in generale. No, consigli dare innanzitutto io lo considero questo lavoro come, penso, l'ho parlato mezz'ora, avrete capito che non lo considero un colpo di fortuna, ma qualcosa che ho scelto, per il quale ho molto combattuto, lavorato, sudato, gioito, perché se fosse stata solo tortura non l'avrei fatto, però è una cosa che è un terreno da coltivare, quindi direi di imparare a farlo, che non è una cosa così semplice, quindi sì, di studiare, di fare una scuola, più scuole, insomma di fare delle esperienze, perché si può avere anche fortuna per 5 minuti, però se poi non sei bravo è difficile che riesci a rimanere, insomma, devi essere preparato. Io credo questo, ma in generale credo che uno più è preparato più è competitivo anche. Senti Emanuela, una mia curiosità, a distanza di anni dal tuo primo debutto, dal tuo primo desiderio anche di diventare attrice, ad ora che sei comunque un'attrice affermata, guardando indietro rifaresti tutto quello che hai fatto? Ma io non mi guardo assolutamente indietro, non ti voglio neanche rispondere, io penso solo alle cose che ancora ho voglia di fare, e sono le cose più belle che devo ancora fare e per le quali devo lottare per fare, perché comunque bisogna sempre, perché insomma è complicato, perché poi magari funzioni come Ave Battistone e poi è difficile poi che ti facciano fare altri ruoli, insomma c'è sempre da lavorare. No, io penso alle cose che voglio fare ancora, che sono tante, alle scommesse, al fatto poi io non so, scrivo anche, quindi ho fatto uno spettacolo di teatro molto bello con Paola Minaccioni, che è un'attrice bravissima, comica anche lei, ma non solo, che si chiama Infinite o Sfinite, Miracoli delle donne d'oggi, con i quali stiamo girando l'Italia da 3 anni, quindi anche il mio essere autrice, perché io poi i personaggi che ho fatto anche con Serena Dandini o su Rai 3 o con Antonia Albanese li ho scritti io, cioè, quindi scrivere anche tutta una parte di essere autrice di me stessa, musa di me stessa, quindi direi che il meglio deve ancora venire. Senti, e prima di lasciarci, sì, ci puoi anticipare i progetti, ci puoi dire qualcosa futuri, dove possiamo vederti, dove o ancora non... Ma intanto adesso sto finendo la tournée appunto di Infinito Sfinito, lo spettacolo con Paola Minaccioni, continuerò questi eventi con Serena Dandini, ma saremo all'estero, andremo, e poi farò un'opera prima di cinema quest'estate, ma insomma adesso lo saprete prossimamente. Perfetto, vediamo. Se le capita di lavorare con un attore che le sta antipatico, come dice? Che dà con una sberla, guarda. Ecco cosa faccio.
No, bravo, hai detto, sai che cosa c'è peggio di lavorare con un attore antipatico è brutto, ma lavorare con un attore cane è peggio, per cui direi che è preferibile un attore bravo che magari non è simpatico. La prima cosa è la professionalità, magari non ti stai simpatico nella vita, però quando reciti esci da te stesso. C'era una mia insegnante di teatro, mi ricorderò sempre, a Bologna mi avevano rubato il portafoglio sull'autobus con tutti i soldi che ero disperata, avevo 20 anni, avevo lavorato e in autobus mi avevano rubato il portafoglio. Arrivo alla lezione di teatro e piangevo come una fontana e dicevo no guardi, io adesso non posso fare lezione perché no, mi hanno rubato il portafoglio, non posso pagare l'affitto, ero veramente disperata. E lei mi ha detto: a me non mi interessa niente di quello che ti è successo, tu adesso vai lì e fai la scena che devi fare, perché magari dovevo far ridere, però perché tutte le cose della vita in questo lavoro vanno lasciate fuori. Per quell'ora che tu lavori quindi se l'attore fino a un minuto prima ci avevi litigato, ti sta antipatico, poi ti metti là, prendi la spugna, pulisci tutto e ti dimentichi per quell'ora che gli daresti un colpo in testa o che ti sei antipatico, eccetera. Però la cosa peggiore è l'attore antipatico che è pure cane, perché allora ti dici allora insomma demos una regolada. In questa sua scalata di diventare famosa c'è stato qualcuno che ti avesse dato una mano confrontata o nei momenti di bisogno? Una mano in che senso? Se aveva bisogno di aiuto, un punto di ritrovo. Ma guarda, una persona proprio così, che con la bacchetta magica mi ha detto, oppure che mi è stata... No. Non c'è stata. Ci sono state tante persone che, ma anche voi, il pubblico, quello è stato anche nel momento più difficile, quando magari non lavori, pensi che non ce la farai, che è difficile, insomma i momenti duri sono tanti, ci sono sempre. La cosa che ti dà una mano è una persona che ti stima, una persona che ti dice in qualche modo credo in te, magari non te lo dice così. Per me quello è stato l'aiuto, nessuno mi ha aiutato, anzi devo dire che ho fatto molta fatica. A volte alcune persone sono più fortunate perché incontrano il Pigmalione, insomma la persona che ti dà una mano. Nel mio destino era costruirmi da sola la mia strada, ma è un buon destino, me lo prendo volentieri, e quindi no, però poi tutte le persone ti aiutano, perché tutte in qualche modo, chiunque ti sorride, anche per strada ti dice... Tante volte mi succede, non mi dicono neanche niente, le persone mi sorridono, e questa cosa io la trovo meravigliosa, perché vuol dire che comunque gli ricordi una cosa piacevole, qualcosa che non è solo la conosco, l'ho vista in televisione, no, è proprio che non so, è una cosa molto bella che una persona ti sorrida, poi magari non ti dice niente. Poi a Roma, sai, la gente è molto abituata a vedere comunque persone famose, non gliene frega più di tanto, però mi sorridono, è come se mi riconoscessero, nel senso, gli ricordo qualcosa di piacevole, e questa è una cosa bella, visto che ci si sorride sempre meno per strada, quindi la trovo un bel incoraggiamento, ecco. Ok, Manuela, io volevo ringraziarti a nome mio, anche di tutta l'organizzazione, anche di Elisa, di aver accettato il nostro invito a partecipare a questa quarta edizione. So che tu hai accolto da subito e credo che tu abbia trasmesso in questo incontro di oggi quanto di bello tu sia fondamentalmente. Io non avevo il piacere di conoscerti, ti avevo seguito sia al cinema che in fiction, e credo che in quest'ora tu abbia trasmesso dei valori a questi ragazzi che forse ora sfuggono, però sono utili nel loro percorso proprio di vita, quindi grazie davvero. Grazie a voi.
Grazie all'organizzazione, a voi che mi avete invitato, veramente grazie, perché sono stata felicissima di partecipare, buon lavoro, e voi che fate un lavoro sempre costante sulla cultura e sul futuro, grazie. Grazie.